Si chiama Veneto Nuovo, un gioco di parole tra Veneto e la ventata di novità che si vuole portare al governo della regione. È la lista della sinistra che sosterrà la corsa alla presidenza di Alessandra Moretti. A presentare il logo e le linee programmatiche della lista a Limena, nella sede del comitato elettorale della Moretti, il segretario regionale del PD Roger De Menec, il segretario regionale di SEL Dino Facchini, Franca Marconin dei Verdi e Sebastiano Bonzio di Sinistra Veneta. L'aggregazione di varie compagini che si schierano a sinistra del PD è definita un nuovo modello di struttura politica, un laboratorio per lo sviluppo del Veneto. Impietoso viceversa il giudizio sull'accordo siglato tra Berlusconi e Salvini per sostenere Zaia, definito una sorta di accordo della paura, stretto di fronte a sondaggi che li vedono in svantaggio, un accordo tra Roma e Milano, tra Lega e Forza Italia, che decidono unilateralmente senza tenere conto del territorio. Tra i punti programmatici, lo stop alla vendita delle case popolari ed il via ai piani casa volumi zero, non nuove costruzioni ma riqualificazione dell'esistente, e ancora un tavolo istituzionale che riorganizzi i finanziamenti alle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, ed una legge regionale di contrasto al lavoro nero. Intanto Alessandra Moretti continua il suo giro tra i comuni del Veneto, già 345 quelli finora visitati. Domani Alessandra Moretti sarà la mattina in provincia di Rovigo e nel pomeriggio in provincia di Verona.